Oggi è il 2 febbraio 2022 ragazzo. Oggi ti porto a toccare con mano un qualcosa di molto più importante di un luogo, di un mare, di un oceano, che sono cose materiali, dettagli della vita di questa esistenza, bensì ti porterò a toccare nell'intimo l'esistenza stessa. Prima di iniziare a parlarne, concentrati un attimo sul tuo corpo, prova a sentire le tue mani che percepiscono la temperatura, il tuo piede che percepisce il terreno, in poche parole tu che percepisci te stesso. E procediamo con questa analisi che è dura ed è resa ancora più dura per le persone empatiche, ossia per coloro che percepiscono le emozioni, le sensazioni, i dolori, i dispiaceri degli altri, si immedesimano negli altri, riescono a proiettarsi in questa visione, percezione, quella che abbiamo anticipato prima, del sentire il calore con le mani, la terra con i piedi e successivamente poi un'infinita varietà di emozioni e sensazioni e pensieri degli altri. Voglio ricordare il mio amico Marietto lo chiamavo io, perché questo pensiero, questa giornata gli appartiene. Mario da tempo stava male, mi dicono, io vado abbastanza per riferimento, quindi spero di non creare scompigli se riporto qualche informazione errata, ma comunque Mario da tempo soffriva di una forma di otite, cioè da tempo, non tantissimo tempo, ma tipo un paio di settimane, 3 settimane, e niente, è finito in ospedale 2 volte e insomma stringi che questi non sono certo i dettagli che vogliamo portarci dietro di Mario e di questo viaggio all'interno di noi stessi. Praticamente Mario si è aggravato moltissimo, mi riferiscono dalle notizie dei familiari che non c'è nulla da fare, che ieri gli avrebbero staccato ad ore i macchinari perché non c'era più niente da fare. Quindi io oggi 2 febbraio non so se Mario in qualche modo è ancora vivo, diciamo, o se non c'è più. So solo che non tanto mi metto nei suoi panni, ma anticipo questa sensazione, perché a meno che non sono fortunato che mi casca un bulldozer in testa o cose del genere, io non me ne accorga, ma la vivrò anch'io, la vivrai anche tu, no? Questa cosa, questi dolori e magari questo rendersi coscienti che la vita sta finendo. Io spero, Marietto, che a te ti sia stata risparmiata questa cosa, insomma, come la spero per chiunque. Ogni volta che succedono queste cose mi viene, probabilmente anche a te, a tanti di voi verrà da chiedersi: ma questo amico chi era, chi è? E quello che ci fa tanto paura è chi sarà, hai capito? Perché io adesso non vorrei infondere alcun tipo di nichilismo, anche perché sennò veramente creerei ansie e terrori negli animi e dei cuori della gente. Certo, entri in una sorta di stato confusionale, certamente per la perdita del tuo amico, la mancanza del tuo amico, parallelamente per questo senso di empatia che provi, quindi un dispiacere, diciamo, messo al tavolo, ok, e rivissuto dai tuoi comandi, ma poi anche quell'angoscia perché quando vedi che troppi tuoi amici o si ammalano o non ci sono più, insomma, ti senti anche tu vicino in qualche modo. E effettivamente vicino lo sei, ragazzo, perché io credo che pochi arriveranno a 100 anni, questa è una frase che hai mai sentito ripetere migliaia di volte. Credo che pochi arriveranno a 100 anni, quindi probabilmente ognuno ha la sua percezione del tempo diversa. Probabilmente c'è chi crede di aver vissuto un'eternità, chi crede che la vita sia volata in un attimo. In ogni caso fa paura la sua leggerezza nei confronti del suolo, la sua fragilità. Mario è un personaggio che va ricordato in ogni caso, sempre e comunque col sorriso, qualsiasi cosa succeda. Ripeto, io oggi al 2 non so, Mario è un personaggio che deve comunque in ogni caso essere sempre ricordato con il sorriso, però
contemporaneamente non voglio ricordarlo anche con la menzogna, insomma, perché la menzogna sarebbe far finta che va tutto bene, nascondere il brutto, eccetera. Quindi sì, orientarsi a ciò che la figura di Mario era, ossia la felicità, la positività, ragazzo, la positività, però neanche nascondere questa paura che oggi avevo messo a tavolino. Nel dubbio, ragazzo, le persone trattale bene sempre quando sono in vita, perché poi del resto si è incerti. Io ad esempio a mia nonna ieri ho regalato una piantina, non credo gliele porterò al cimitero,